Oramai è quasi certo l'agrigentino Angelino Alfano guiderà nella qualità di presidente il gruppo ospedaliero San Donato, uno dei più prestigiosi e importanti della sanità lombarda. Il gruppo San Donato, fondato nel 1957, nel solo 2018 ha realizzato 1.065 miliardi di ricavi con una crescita degli stessi e alle dipendenze circa 16.000 persone tra medici, infermieri e amministrative, 19 ospedali, tra cui il Policlinico San Donato, l'Istituto Ortopedico Galeazzi e il San Raffaele. La nomina segna certamente un ritorno sulla scena politica dell'ex ministro che nel tempo ha affinato doti manageriali e capacità di relazione determinate da una lunga storia politica nella quale ha rivestito ruoli di massimo vertice. La nomina ufficiale da parte della famiglia Rotelli dovrebbe avvenire martedì prossimo. L'ex ministro dal luglio dello scorso anno è counsel dello studio legale Bonelli ed è stato il primo e unico segretario nazionale del Popolo delle Libertà. Nel novembre 2013 ha pilotato la scissione del PDL di Silvio Berlusconi. Fu poi indicato come possibile Delfino Del Cavaliere, ma le distanze tra i due si acuirono quando rivestì incarichi nei governi a trazione PD. Dopo aver sciolto l'NCD, ha dato vita alla breve parentesi di Alternativa Popolare da cui poi si è dimesso. Chiusa la parentesi politica, nel 2018 Alfano è tornato a svolgere il ruolo di avvocato con una marcata conoscenza in diritto civile e relazioni internazionali. Alfano prenderà il posto di Paolo Rotelli, primogenito del defunto fondatore Giuseppe, che a sua volta assumerà la carica di vicepresidente, confermato la di Francesco Galli.